Ciao dal Madagascar, siamo nella foresta pluviale del Parco Nazionale di Rano-Mafana. Abbiamo appena trovato delle piante carnivore, delle drosera. Sono piante diffuse proprio nelle zone pluviali dove il dilavamento a causa delle forti piogge rende il terreno povero di nutrienti. Quindi le piante hanno dovuto sviluppare dei sistemi alternativi per trovare sostanze per poter sopravvivere, per poter crescere. Abbiamo anche la fortuna di aver trovato una drosera che ha appena catturato un piccolo insetto, un dittero. Le drosere attirano gli insetti perché le piccole goccioline che sono in realtà vischiose, sono una trappola, ma possono ingannare in quanto possono sembrare goccioline di nettare. Una volta invischiato l'insetto, la pianta lo digerisce, produce delle sostanze che sciolgono parte dell'insetto e la pianta ne assimila le sostanze che le servono. Siamo nella riserva di Zalo, sono letteralmente sotto l'acqua, qui c'è una cascata, qui è un ambiente molto umido, è un'oasi felice perché siamo in un ambiente semiarido, qua invece con tutta quest'acqua c'è un grande sviluppo di piante legate all'acqua, anche per la riproduzione, come le felci. Questa parete è piena, è tappezzata di queste drosera che sono piante carnivore che hanno bisogno di catturare invertebrati, insetti, perché dove c'è tanta acqua, tanto dilavamento, ci sono pochi nutrienti per potersi sviluppare.